L'ex senatore della Repubblica Italiana l'Agrigentino Benedetto Adragni è il nuovo presidente onorario dell'Akragas Calcio. A volere fortemente il suo ingresso in società è stato il direttore generale Giuseppe Deni, che ha trovato l'accordo unanime degli altri soci e dirigenti del club biancazzurro. Il senatore Adragni, tifosissimo dell'Akragas fin da ragazzino, ha accettato immediatamente la nomina e si è messo a disposizione della società per aiutarla a crescere ulteriormente e per cercare di dare il suo contributo alla scalata nel calcio che conta. Il senatore Adragni è un profondo conoscitore del calcio, è stato spesso presente allo stadio Esseneto per assistere alle partite della squadra agrigentina. Nel recente passato è stato anche presidente della società giovanile USD Agrigento. La sua seconda squadra del cuore è l'Inter, ed è stato anche fondatore e presidente dell'Inter Club Palazzo Madama, intitolato al compianto capitano nerazzurro Giacinto Facchetti, a cui sono iscritti i senatori dell'Inter. Nel dicembre del 2012 è stato promotore del premio Tra Etica e Sport, assegnato al presidente dell'Inter Massimo Moratti, al termine di una suggestiva e partecipata cerimonia al Teatro Pirandello di Agrigento. I suoi incarichi parlamentari sono stati come questore del Senato dal 6 maggio 2008 al 14 marzo del 2013, membro della 11ª Commissione Permanente Lavoro Previdenza Sociale dal 1 gennaio del 70, segretario dell'11ª Commissione Permanente Lavoro Presidenza Sociale dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008, membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare dal 13 novembre 2006 al 28 aprile 2008. Adesso per Benedetto Adragni il prestigioso incarico di presidente onorario dell'Akragas Calcio. Queste le sue prime dichiarazioni. Questa richiesta mi ha molto onorato, afferma Adragni, e non potevo che essere contento di accettarla e avere deciso da tempo di dimettermi dalla politica e dalle competizioni elettorali mi ha agevolato nella decisione. Amo la squadra dell'Akragas e il calcio e spero di poter anch'io contribuire a riportarla dove merita di stare. Purtroppo ho anche detto agli amici dirigenti che i miei attuali impegni mi portano a stare molto tempo all'estero e quindi in questa fase non potrò fare molto. Ma avere questo titolo, continua Adragni, anche se solamente onorifico, mi impegna a dedicare parte del mio tempo a seguire e organizzare qualche evento che possa servire alla nostra amata Akragas. Adragni conclude ancora dicendo: ringrazio ancora una volta Peppe Deni e i dirigenti per la stima manifestatasi e sempre forza Akragas.